Come mai hai deciso di seguire questo corso? Allora, perché penso che sia prima di tutto la lingua che tutti abbiamo sempre sentito a casa e comunque è giusto riprenderla e comunque studiarla da un punto di vista più tecnico. Studiare la lingua sarda da un punto di vista storico, poi analizzarne la grammatica, la sintassi, fino a raggiungere un buon livello di conversazione. È l'obiettivo del primo corso in Limba istituito dalla Facoltà di Studi Umanistici dell'Università di Cagliari. Una decina di studenti hanno sostenuto il loro primo esame con il professor Maurizio Virdis. Il numero degli studenti che si interessano di lingua sarda è cresciuto quest'anno, si sono impegnati molto. Con passione direi anche. Potrebbero esserci anche dei risvolti professionali? Dipende da una politica che voglia valorizzare la lingua, allora forse ce ne sarebbe, recuperare un patrimonio letterario, ma anche, come io auspicherei, un uso nella vita. Come scopo finale alla fine sapere il sardo per un tuo arricchimento personale o secondo te può essere anche uno strumento di lavoro? Secondo me è giusto portarlo anche nelle scuole, non solo le università ma anche le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie. Lo farei volentieri. Dalle